sceicco bianco! No! Non uccidermi, sceicco bianco, ti scongiuro, ti darò tutto ciò. Non uccidermi, ti darò servi, cavalli, gioielli, tutto! Armimi, ti darò tutto il mio harem, le mie donne, la favorita e anche la mia signora! Vabbè, allora. Prendi! Carone, via! Telu! Ma io ti sparo! Vacca boia, petrolio! Poi là! Ci tiro fuori la benzina a 1000 ottani qua, bella! Altro che crisi, è finita la crisi! È finita! Guardi che cosa ha combinato. Ha fermato la circolare, svelto. Buongiorno, Presidente. Buongiorno. Buongiorno, Presidente. Buongiorno, Presidente. Buongiorno. Presidente? È arrivato il Presidente. Buongiorno? Buongiorno, Presidente. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno? Buongiorno, Presidente. Buongiorno, Presidente. Buongiorno? Buongiorno, caro. Buongiorno, Presidente. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, Presidente. Buongiorno. Buongiorno, Presidente. Buongiorno. Buongiorno? Poi, Gandola, cosa ci fa tutta sta gente? Sono agenti di borsa. Chiedono come reagisce lei alla crisi mentre i suoi concorrenti stanno fallendo. Comprando tutto 2 lire, Gandola. Buongiorno, Cleofe. Buongiorno, Presidente. Novità? Sono arrivati tutti, quando vuole possiamo iniziare. Molto bene. Buongiorno, Presidente. Ciao, cara. Ho voluto questo consiglio di amministrazione in riunione straordinaria per ascoltare il vostro parere sulle decisioni che intendo prendere per la nostra compagnia in rapporto alla crisi energetica e alla destinazione delle scorte di carburante che attualmente nei nostri depositi ammontano a 137 miliardi 818 milioni di litri di benzina e 237 miliardi 900 milioni di litri di gasolio. Vi starete chiedendo come questo è potuto avvenire. E io ve lo spiego perché è vostro diritto sapere. I nostri depositi erano tutti pieni al momento in cui si è verificata la crisi. Crisi che io d'altronde avevo già prevista. Con mia univoca decisione, sulla quale oggi certamente sarete tutti d'accordo, ho sospeso il rifornimento alle nostre stazioni di servizio e interamente bloccato, per mancanza di scorte, le forniture a industrie, centrali elettriche, ospedali e riscaldamento domestico. Però il governo le ha dichiarato che i nostri depositi sono vuoti. Caro il mio Tappalani, nell'industria questa è diplomazia. E la diplomazia, come lei ben sa, a volte ci costringe a dire delle piccole grandi inesattezze, volgarmente dette bugie diplomatiche. Avere i depositi pieni quando la nazione sta al freddo è... Va a piedi, mi creda, è estremamente... Pericoloso, lo so signori, pericoloso. Ma io ho previsto tutto. Dico tutto. Avrete certamente letto nei giornali che da ieri il nostro governo ha deciso un rincaro di 50 lire al litro per la benzina e di 20 per il gasolio. Immettendo da domani le nostre riserve sul mercato, oltre a liberarci di una merce che brucia, realizzeremo 3.445 miliardi 450 milioni di lire con la benzina, 2.379 miliardi con il gasolio. Un guadagno netto dunque per la nostra società di 5.824 miliardi 450 milioni. Mezzo milione di miliardi in pochi giorni per la nostra società. Società che in fondo saremmo tutti noi. Adesso date il vostro parere e se ho sbagliato me ne assumo tutta la responsabilità. Dimenticavo di dirvi, 57 superpetroliere per complessivi 14 milioni di tonnellate di greggio stanno girando il Mediterraneo su mio ordine in attesa di attraccare nei nostri porti e di sbarcare nei nostri depositi tutto il loro abbondantissimo carico. Questo significa un ulteriore profitto netto per la nostra società di 57 miliardi.
Adesso gradirei che il dottor Manfroni e gli altri membri del Consiglio da me incaricati mi relazionassero sulle rispettive situazioni energetiche degli altri paesi della comunità europea. La situazione in Germania ha un suo particolare sviluppo che, data la mentalità tedesca, non fa testo per il resto dell'Europa. Al centro ricerche di Stuttgart stanno accelerando le messe a punto di un erogatore atomico di energia, già allo studio da qualche anno, che dovrebbe apportare la Germania nel giro di pochi mesi in condizioni meravigliose. C'è qualche piccolo problema che io posso risolvere per lei, Dottor Bonetti? Dankeschön, professore. Nessuno può ormai aiutare. Sono 10 anni che tutti proviamo e sempre si ferma lui. Stia tranquilla. Che pensi mi? Mai Leben, professore. Mai Leben. Adesso farà sempre su giù, su giù. Scusate, spasmo inguinale. O se preferite giramento... Signori, la seduta è tolta. Ma forse ho detto qualcosa che non va? C'hanno proprio tempo da perdere, sti qui. Interpellanza alla Camera per sapere da dove ho tirato fuori la benzina. Ti dico io. E sono matti. Ringrazino Dio che ce l'ho data, ringrazino Dio. È perché hanno trovato uno come me che c'ha un po' di coscienza, se no... Anzi, sai cosa ti dico? Che se mi fanno girare il fischio, ci mando tutte le petroliere in Francia. E tra l'altro ci guadagno anche di più. Vedrai come ti metto... Come ti metto? Come ti metto cosa? Come ti metto la situazione qua se il governo reclama? Anche la benzina per l'accendino gli lascio. Se mi fanno arrabbiare. Rodolfo, ma stai diventando un duro. Duro sì. E al governo devono mettersi in testa una volta per tutte che oggi sono io l'uomo più potente d'Italia, capito? Come ti senti stasera a proposito? Bene, benissimo. Benissimo. Insomma, benino, ecco. Sai, 4 ore di riunione del Consiglio di amministrazione, una fatica. Carolina. Abbiamo trasmesso Notturno dall'Italia. Ma va all'inferno. Scusa, Ciccio. Ci risiamo. E così tu saresti l'uomo più potente d'Italia. Ma perché non dici il più impotente? Suona meglio. Sono 6 mesi che non riesci più a combinare niente. Almeno con me. Capisco che con la moglie può venire a noia, ma fino a questo punto. Ma no, Ciccio, te l'ho detto, non dipende da te. C'è qualcosa in me che non va. Alla tua età mi pare presto per diventare impotenti. Ma no, non puoi capire. È come se... Insomma, è come se il... No, è difficile da spiegare. Ecco, è una specie di nevrosi, ecco cos'è. Quello che volgarmente si chiama complesso della lumaca, tesoro. Ah sì? E cioè? Ritira l'antenna se viene toccata. Oak. Senti, Ciccia, io andrò da un medico, così non può mica durare, sai. E infatti non dura. Tu c'hai un amante, questo è chiaro. Però devi piantarla di dare tutto a lei. Lascia qualcosina anche per me, ti pare? No, guarda, a mia moglie non ci do niente, te lo giuro. No, mi farò curare, vedrai, tornerà tutto come prima. Ok, quando sarai guarito tornerai. Hai chiesto un'ultima prova? Hai provato? Adesso basta, vattene. Ciccetti, ma tu non puoi con me, sai. Se c'è uno che non può con me, sei tu. E mi dica, ogni quanto tempo le succede di non, diciamo così, completare l'atto? Sempre, purtroppo. E ha provato per caso con qualche altra donna? No, Perché? Sentiamo, perché? paura.
Bene, mi ha detto dunque 6 mesi che non riesce a... Sì. E quelle, diciamo così, allucinazioni che lei ha sono cominciate allora, se non sbaglio? No, dico, mi corregga. Circa, sì. Si spogli là dentro. Tutto? No, basta i pantaloni. E... Prima, sì, voglio dire, insomma, fino a 6 mesi fa tutto funzionava normalmente. Sì, non mi potevo lamentare. In che senso? Avevo un'attività che ogni persona sana dovrebbe avere, quel tanto che basta, ecco. Ah, sempre con sua moglie, immagino. No, avevo altre donne oltre mia moglie e l'amante, e non passava giorno senza che... Quante volte? Beh, 7, 8, qualche volta 10, 12, ma raro, eh? Tutti i giorni? Sì, tutti. Tutti. Sochmer. Ma lo sa che lei è un uomo, sì, come dire, un uomo veramente eccezionale? No, assolutamente normale. No, eccezionale non sia modesto, un vero fenomeno. Beh, insomma, si fa quel che si può, anzi che si faceva. Ecco, adesso stia calmo e soprattutto si rilasci. Poi là. Si abbandoni, non niente paura, si rilasci. Bello, bello però. No, non pensi a niente. Sono sottovuoto spinto. Le faccio male qui? No. E qui? No. E se muovo qui? Sente male? Beh, non proprio. Adesso provi a rilassarsi completamente, eh? E se sente stimolo lo dica senza falsi pudori, il medico è più di un confessore. Sì. Ma cosa fa adesso? Mi mandi baci, ma è impazzito, dico. Scusi, dottore. La solita allucinazione. È lei che le vuole avere. Adesso basta? Guardi quella statua là, la guardi? Ma se ci provoca un'altra allucinazione la mando dritta alla neuro, eh? Vede niente. Un'altra allucinazione? No. Proprio sicuro di non aver visto niente? Visto niente. Va bene, non importa, si rivesta. Reazione normale alla palpazione, direi più che normale. Si evidenzia iperattività ghiandolare allo stimolo e una sensibilizzazione dell'organo a sollecitazioni incontrollate del sistema nervoso. Sono termini tecnici, ma se vuole dopo ci faccio un disegnino. Concludendo, è evidente che la sua impotenza coeundi è dovuta a un trauma psichico. Ma quale? Bravo, vorrei saperlo per guarirla subito. Purtroppo in questi casi il trauma è annidato nella parte più profonda del nostro inconscio e portarlo a galla, il trauma intendo, è lungo e difficile, dico, non so se mi spiego. Vuol dire che per molto tempo io non potrò avere... Oddio, per cominciare dovrò interrogarla a lungo. Anzi, sarà lei che dovrà spontaneamente parlarmi e ricordare tutta la sua vita. Beh, ma intanto con le donne... Non è mica detto. Intanto proviamo con diversi metodi. E tutto quello che ci offre la terapia farmacologica. E contemporaneamente applichiamo la terapia psicostimolante. Cioè? Bene, è molto semplice. Eseguire alla lettera tutti i suggerimenti che le darò. Sarebbe a dire? Ecco, cerchi di seguirmi. Mica male. Aspetti, una domanda. A prescindere da quella allucinazione che ha avuto poco fa con me sul lettino, sa quella del... No, dico, lei è proprio sicuro di non aver visto altro? Ho creduto di vedere altro? Sicuro. Assolutissimamente sicuro? Sicurissimo. Senza dubbi di sorta? La miseria. Bene. È sempre sicuro di non aver visto niente? Dica, senza inibizioni. Forza, coraggio, su. Sicurissimo. Visto niente. Nebbia. Assolutamente sicuro? Interessa a me non dire la verità, scusi. Va bene. Per gli stimoli nuovi che le dicevo, si lega a questi. Dico, attenzione, sono opere straordinarie, i libri più importanti nel campo della psichiatria mondiale, sa, li ho scritti tutti io, o quasi tutti, uno. Grazie, professor Razzoni. Pazzoni. Ah, ecco, volevo ben dire.
Marietta, eh? Sì, dottore. La signora è uscita? Sì, dottore, è uscito poco fa. È andata con la macchina piccola o l'ha accompagnata Peppe con la grande? L'ha accompagnata Peppe con la macchina grande. La guardarobiera è in casa? No, dottore, la viene domani che è giovedì. Dunque sei sola. Sì, dottore. Allora vieni su a rimettere in ordine lo studio, che è un casino che non finisce più, va bene? Subito. Marietta? Marietta? Sei lì? Sì, dottore. Non è mica questo il modo di tenere in ordine la casa, ragazza mia. È proprio un caso, dottor. Peppe stamani deve essersene dimenticato. Ah sì? E si è dimenticato anche del terrazzo? Vieni a vedere in che casino sono costretto a prendere un po' di sole. Scusi, dottore, ma preferisse che gli sistemo prima questo o quell'altro? Questo, chiaro che preferisco questo. Marietta, vieni qua. Vieni qua, siediti. Brava. Senti, mi fai un favore? Me lo metti un pochettino d'olio? No, mi lasci, dottore! Mi lasci andare, no, mi lo so! Vieni qua, stupidino! Ehi, ragazze, venite a vedere, forza! Che c'è? Lascia andare niente, per grazia di Dio, fossi matto. Dottore Sigel, prendi un po' di sole anche te, che non c'è niente di male. Non voglio! Ma sì. Ma la signora ci vede! Regalissimo. No! Sorella, allontani le ragazze! Le mandi via immediatamente, non devono vedere, per favore, mandatele via! Madre! Via, ragazze! Non guardate! Andate via! Via! Mandatele via! Via, vi dico! Via, non guardate! Via, ho detto! Via tutti di là! Avete sentito la madre superiore? Via, non guardate, è un peccato mortale! Rientrate, ragazze! Via! Pronto? Sì? Mi passi il pronto intervento? Qui non ci vede nessuno? Ma sì che possono vederci, che lo dico io, dottor, che possono vederci. E già ci vedono. Che? Ah, è un vero scandalo. Dovete intervenire immediatamente. Santo cielo. Campanella, che sei nella zona dell'Euro? Sì, che c'è? Senti, fai un salto in via dell'Oceano Atlantico 249, una villa, sta succedendo qualcosa. Che è una rapina? No, direi una rapata, Non lascio perdere un bel niente io. Sì, la prego, dottor, si calmi. Bella come un angelo. No. Adesso... Che ci abita qui dentro? Il dottor Persichetti, quello dei petroli. Questa la sua casa è? Sì. Ah. E allora citofona che ci sono visite. Chi devo annunciare? Indovina un po'. Marietta? 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 Non risponde nessuna, pian terreno. Provo al primo piano. Marietta? Marietta? Neanche qui. Forse sta in terrazza. Marietta? Neppure. Se lei vuole posso provare... In cantina. Andiamo! Subito. Via, non guardate, vi prego, ragazze, non Non guardate. perdiamo una mossa. Stia tranquillo che guardiamo. In soggetti psichicamente instabili, alcuni tipi di nevrosi possono trasformare avvenimenti della realtà quotidiana in allucinazioni tanto improvvise quanto fantastiche e assurde, che possono degenerare nella vera e propria esibizione gratuita di parti pudibonde e parasessuali del corpo. Cos'ha, Presidente? Non si sente bene? No, bene, anzi, benissimo. Prenda piuttosto carta e matita che devo dettarle una cosa urgente. Non ci sono per nessuno, ho detto per nessuno, chiaro? Certo. No, non là, venga qui vicino a me, la prego, si tratta di una cosa delicata e confidenziale. Gentile signorina, sono ormai 6 anni che ci conosciamo. A volte il rapporto di lavoro sotto un certo profilo può essere addirittura più intimo e completo di un rapporto coniugale. Personalmente io provo per lei qualcosa
che difficilmente ho provato per le altre donne, qualcosa che mi turba profondamente. Un processo che ha inizio qui nella mia mente e pian piano dilaga giù, 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 giù. Sa fin dove? Lo so, Rodolfo! Sono 6 anni che provo la stessa cosa anch'io. 6 anni che ti amo in silenzio. Dalla prima lettera che mi hai dettato, io ti appartengo! Non così, Cleofe, non così! Se veramente mi appartiene, voglio da lei una prova. Tutto quello che vuoi, Rodolfo. Disponi. Tu, certo. Un attimo e torno subito. Come tu mi vuoi. Le nevrosi sessuali assumono nell'uomo carattere di allucinazione erotica, tale da trasformare l'oggetto reale del suo desiderio nell'emblema di una idealizzazione sessuale in continua trasformazione. Nasce così il raptus religioso, nel quale il soggetto crede di vedere l'oggetto desiderato in vesti monacali, in atteggiamento mistico, ieratico, pervaso di angelica purezza e di dolce candore, atteggiamento che il più delle volte però si trasforma in espressione erotica. Abbiamo infine il raptus fustigante, nel quale la donna sembra Amore. Quella. Sei bella, eh? Proprio una bella gioietta. Aspetta. Siediti. Carta e matita e scrivi. Pronta? Sì. Allora scrivi. Tutta nuda come un verme, eh? Cos'è che ci fai? Avanti, dimmelo. Ma tu mi hai detto di... Sì. Ma è così che mi piaci, hai capito? Ora andrà meglio. Ma come stai? Ma, sommica, dottore. Era qui davanti a me che ci dettava una lettera, poi all'improvviso si è alzata, è andata in bagno, ci è rimasta pochi secondi, poi è tornata che era così mezza nuda e si è messa a gridare. Allora io ci ho detto, ma signorina Cleofe, che cosa fa? E lei niente, è scappata gridando, mi ammazza, baggianate così. Quanti anni ha la sua amica? 37 a Natale, dottore. Aveva rapporti, sì, voglio dire, rapporti con uomini. Che io sappia, mai avuti. Era ancora signorina. Ma è sicuro di non averle fatto, magari senza volere, che so io, qualche complimento che potesse farla pensare, illudere che... A quella lì? Ma dico, dottore, l'ha vista bene? Ha quasi niente dell'umano. Non è una lucertola solo perché ci manca la coda. Mi pare chiaro che si tratta di una crisi isterica in soggetto instabile per insoddisfazione sessuale. Ecco, quello che dicevo io. Fateli entrare. Permesso? Ecco, adesso fate piano, uno per la testa, l'altro per la coda, cioè per le gambe, e copritela bene. Mi dispiace veramente per questa brava ragazza. Chissà cosa gli è preso. Che fosse innamorata di lei, Presidente. Con la sua personalità è facile. Presidente. Ma che cos'ha, Presidente? Non si sente bene? Bene? Benissimo. A proposito, cosa fa stasera? E lei che fa lì? Guardo il film. Perché? È vietato? In mutande sì. E questo è il nuovo impianto per utilizzare le scorie bituminose che vengono ritrasformate in benzina. Con questa attrezzatura se ne può trattare un enorme quantitativo. Va bene tutto, voglio sapere quanto. Quanto cosa? Grana, 1 miliardo, 3 miliardi e mezzo. Urca? Va bene, 3 miliardi e mezzo. Ma lei mi informerà sul nuovo aumento della benzina? Se vuole sapere il prezzo, l'affare si fa più costoso. Di quanto? Altro miliardo. Verso sempre il partito? No, questa volta è per gli orfani di deputati. Allora verso la Camera? No, a Cameretta, in testi l'assegna a Concetta Cameretta, presso la banca commerciale. E la patrona dell'ente? No, è la mia serva, cioè la mia domestica. Senta, non ne faccia parola con l'onorevole Belloni, è troppo ingorsa. Ma di che cosa staranno parlando? Petrolio, onorevole, petrolio. C'è bisogno di correre. Sua eccellenza è un dinamico. Ma è 1 miliardo per sapere che si dicono così di corsa. Io lo so. Per questi altri 2 miliardi e mezzo. Sono troppi. E pochi, sempre pochi per il partito. Ah, ecco. La libertà costa, mio caro amico, e bisogna mantenersela. Certo! No! Mi dispiace. Mi scusi, onorevole Belloni. Ma le pare, Presidente? Forse è stata colpa mia. Voglio l'assegno voglio, e venga giù! Bella cerimonia. Proseguiamo, eccellenza. Cerchi di ricordare bene.
Ognuno di noi da bambino ha scavalcato un cancello. Ah, sì, adesso ricordo. Mia cugina Adele... Ma insomma, non stiamo mica qui a parlare di sua cugina Adele, ma di lei. No, mia cugina Adele, volevo dire, si stava spogliando. Anzi, no, stava facendo l'amore. Ma cosa c'entra il cancello, allora? C'entra, anzi, c'è entrato tra le mie pallette. Zac! Sì, proprio qua in mezzo. Ecco, proprio come nell'allucinazione. Allora, mi racconti per benino. Mia cugina Adele mi piaceva moltissimo, ma lei a me non mi filava proprio per niente. Poi un giorno mi accorgo che lei se la fa con l'idraulico. Allora la seguo e per vedere meglio mi arrampico pian pianino su per una cancellata tutta coperta di verde. C'era un grande ramo, insomma. Mi ci attacco e vedo... Cosa vede? Vedo Adele. Lui la palpa, la ferra, e scivolo come un pirla e le mie pallette restano là infilate nel cancello. Oh, ma adesso è chiarissimo. I suoi problemi cominciano tutti là. Ma perché non me l'ha detto subito, benedetto figliolo? Ma avevo 12 anni, questa storia delle allucinazioni e, diciamo così, dell'impotenza è cominciata solo 6 mesi fa. No. Lei è un uomo di successo, è vero? E questo cosa c'entra? No, intendo dire, lei ha raggiunto circa 6 mesi fa l'apice della sua carriera, è vero o no? Beh, veramente... Risponda alla domanda, sì o no? Sì, sono diventato presidente della società per votazione unanime, considerato l'impulso che ci avevo dato. Lasci stare l'impulso, lasci stare! Perché è stato nominato presidente della società? Avanti, perché? Avanti, lo dica. Perché ho comprato il 90% delle azioni. Quindi praticamente la proprietà del pacchetto azionario? Sì. E mi dica senza inibizioni, azioni lecite. Le azioni di una società sono sempre lecite. Io parlo delle sue azioni, del suo comportamento in questo affare. Beh, nel petrolio oggi lei sa, un po' la politica, un po' gli sceicchi, un po' i troppi interessi, diciamo che la lotta non è sempre leale, ecco. Queste sono scuse, soltanto scuse, parole. No, parole, senta, professor Tazzoni, anche la realtà storica ci fa... Qualcosa che non va? No? Beh, ci siamo arrivati. Il trauma d'infanzia si è riaffacciato solo adesso che lei ha slealmente raggiunto il successo con l'illecito. Dunque... Bembo, cosa cerca? Niente. Successo e complesso di colpa. Questi sono i motivi scatenanti del suo trauma infantile e quindi della sua nevrosi. Dunque, dicevamo, successo uguale complesso di colpa. Cioè? La cancellata scavalcata da bambino corrisponde al suo attuale successo. La slealtà di spiare sua cugina corrisponde all'illecito. Proprio come la corsa a impadronirsi delle azioni calpestando ogni legittimo diritto dei suoi soci corrisponde alla sua colpa attuale. E quindi, stia ben attento, successo uguale complesso di colpa. E che devo fare? Semplicemente cambiare terapia. Cioè? Ecco, cerchi di seguirmi attentamente. Il suo trauma infantile è avvenuto proprio nel guardare una persona amata mentre faceva l'amore. Quando lei è scivolato ed è rimasto appeso per le pallette. Ecco, appunto, il dolore ha di colpo bloccato la libido. E allora lei deve riprodurre tutte le emozioni avute in cima alla cancellata. Ma anche la lancia nelle... No, quello no, stia tranquillo. No. Lei deve solo riprodurre le emozioni erotiche di quel trauma. Si spieghi meglio, dottore. Ecco, in una parola, sarebbe molto utile che lei guardasse la persona amata che fa l'amore con un altro. Ma senta, si spieghi meglio perché non ho capito chi dovrei guardare. Ma non lo so, per esempio sua moglie. Mia moglie? Ma non sicuro. Oddio la ciccia. O l'amante, se preferisse guardare la sua amante, per me è lo stesso, Ma lei mi chiede di fare il guardone. Se vuol guarire, non c'è altra scelta. Questo mi ha consigliato. Guardarmi fare l'amore. No. Per esempio, chi suggeriresti? Uno che non ci dia preoccupazioni dopo. E cioè? Insomma, qualcuno che serva solo a questo scopo. Ah, ecco. A questo scopo, per il quale dovrei sacrificarmi. Ho trovato. Chi? L'idraulico. L'idraulico? Certo, sì, quello che viene ogni tanto per casa. Ma l'hai visto bene? Beh, in foto, bel ragazzo. Ah, e io cosa dovrei fare? Sentiamo. Ho un'idea. Ecco fatto, chiude meglio dell'altra. Avremmo finito, dottore. Perfetto, ragazzi, bel lavoretto, bravi. Ciao, Ciao, ti saluti. Ciccia! Arrivederci, signore. Arrivederci. Buongiorno. Ciccia, fermati lì. Adesso torno in bagno. Io conto fino a 3, poi tu rientri in camera, ti spogli e ti sdrai sul letto, va bene? Ma perché? No, Ciccia. Brava. Pronti? 1!
2, 3. Sto cazzo di macchina. Ma cos'è che fai con quella manina santa, eh? Allora vuol dire che non hai capito niente, ciccia. No, sono molto preoccupata. Ma cosa ti succede, tesoro? Sei sicuro di sentirti bene? Mai stato meglio in vita mia. Il mio lavoro è finito e adesso ti spiego in cosa consiste il tuo. Una guardatina, un'occhiata, uno sguardo a questo mio nuovo accordo con la classe politica dirigente vi convincerà di come sono riuscito a incrementare ulteriormente gli utili della nostra società, portandoli con il bilancio del prossimo trimestre alla non trascurabile cifra di 740 miliardi. Bene, bravo! Formidabile! Ho dato ordine a Tette e le petroliere in navigazione. Ho dato ordine a Tette e le petroliere in navigazione cariche del nostro greggio. Dico a Tette di attraccare subito e scaricare. Il sesso appena sbarcato sarà subito rafficato e trasformato in pipina super e pipina normale per complessivi 17 miliardi di ladri. Il governo ratificherà gli aumenti il prossimo mese di luglio. Noi dovremo avere per quell'epoca tutte le nostre balle piene di petrolio, piene in ogni parte del paese, per poter guardare con occhi fiduciosi al nostro trauma sessuale. Solo così l'aumento del petto non ci spaventerà. Presidente, credo di interpretare il pensiero di tutti interrompendola nel suo discorso, ma lei purtroppo sta dicendo un sacco di cazzate. Mi scusi, noi le siamo grati per quello che ha fatto nella nostra società dal giorno della sua nomina. Temo però che lo sforzo prolungato da lei sostenuto stia influendo sul suo sistema nervoso. Perché? Mi perdoni, da qualche tempo, Presidente, lei dimostra un, diciamo così, affaticamento. Ecco. Lei si sbaglia, io non mi sento minimamente stanco. Vede, Presidente, da alcuni mesi, mi conceda la parola, lei è un po' strano. Che significa? Presidente, ma non si rende conto? Lei pensa una parola e ne dice un'altra. E quando è successo? Poco fa, per esempio. Lei ha fatto un discorso chiarissimo, durante il quale però non si è accorto di aver avuto ripetuti lapsus. Lapsus? Sì, Presidente, tutti a carattere, diciamo così, a carattere erotico. Ma cosa significa? Che questo, signor Presidente, le accade anche nel dettarmi le lettere e che i signori adesso sono definitivamente convinti di quanto quel giorno io dicessi il vero e di come il bisognoso di cura è lei, signor Presidente, non io. Proprio per questi motivi il Consiglio di amministrazione, in considerazione dell'enorme e vantaggioso lavoro da lei condotto per la nostra società, le chiede, in forma ufficiale, di prendersi un periodo di assoluto riposo, con la nostra più viva gratitudine per... Deciderò io quando riposarmi. La fottuta è tanta, la tettuta è soda, la seduta è tolta! Ma che cosa dite? Sto fare un pelo. Come dici, Claudio? Dico, signora, che questo bidet non fa una goccia. Io guardo. Ma Claudio, cosa fai lì sulla porta? Io no! Che è? Che è? Niente, c'è uno schizofrenico di là. Schizzo che? Niente, un pazzo nell'altra villa che ogni tanto urla. Dio mio, che paura. No, tutt'altro, tutt'altro. Anzi, a dire la verità, a essere sincero, dottore, è stato proprio dopo il colpo del manubrio che io ho cominciato a... Che cosa ha cominciato? Beh, a eccitarmi, E mi dica, le ha fatto male? Eccitarmi? No, anzi, ho cominciato a sentire quel prurittino piacevole. No, parlavo del colpo. Ah, il colpo, vago, una cornata che ha fatto male, sì. Sì, posso immaginarmelo. Proprio colpito là, Sì, al solito posto, ho capito. Sì. E dopo che la cavia se n'è andata, cos'è successo? La cavia? Sì, la bestia sperimentale. Bestia sperimentale? Oh sì, insomma, l'operaio, dico, quando se n'è andato? Ah, Stagnaro! Ecco, sì, lo ho Stagnaro, capito, sì. Allora lei ha provato con sua moglie? Sì. E allora cosa ha combinato? Combinato niente. Peggio di quanto immaginassi! Peggio! Ma che ho fatto? Non dovevo eccitarmi? Sì, ma non sotto lo stimolo del dolore! Ma non è mica colpa mia, se... Senta, ascolti bene, qui per guarire ci sono solo 3 soluzioni! 3 soltanto! 3! Anzi 2! 2! Anzi 1! Una, ma non si incazzi.
ricostruire il momento del suo trauma infantile fermandosi alla libido senza arrivare al dolore o ricostruirlo integralmente compreso la cancellata l'infilamento. No, ecco, vede, è impossibile, lo capisce lei stesso, impossibile. E allora? E allora potremmo provare. Ha avuto un'allucinazione, o no? No. No. Ha visto qualcosa? No. No? No. No. Un'allucinazione? Eh? Una visione? No. Bene, concludendo, lei non deve solo guardare, ma anche partecipare all'atto. Sì, particolarmente con sua moglie. Con la ciccia. Sì. È un problema, come faccio? Come faccio? Ma è facile, si organizzi. Immaginazione e fantasia, ma soprattutto immaginazione. A proposito, vuole delle foto, sa per ispirarsi? Foto? Sì. No. No. Fantasia ce l'ho. Quante? Me ne dia una trentina. Vediamo un po'. Su con la vita, ragazzi. Dai, senti che stanno Sì, arrivando. dottore. Andiamo, Gianni. Ma che fai? Afrodisiaco. Ma sei sicuro che non gli faccia male? Ma che male, bene, benissimo, anzi te ne accorgerai. Capisco il ministro, ma alla moglie. Lui non mi preoccupa perché mi ha detto che è un gran porco. Non vorrei che risultassi freddino a lei e mi andasse a monte tutto. È bella? Dicono che sia una gran donna. Uè, ciccia. Ma come fare bella figura stasera, eh? Occupati soprattutto di lui, che alla moglie ci penso io. Dottore, mi scusi, Sua Eccellenza è arrivata. Eccellenza carissimo, quale onore, quale piacere. Caro Persichetti. Come va, la mia signora? Ero così ansioso di conoscerla. Suo marito mi ha tanto parlato di lei. Non vedo la sua dolce metà. Ha approfittato un momento del bagno. Ma ecco. Sono qua! Scusatemi! Ecco il petroliere di cui parlano tutti. Sono così emozionata che mi batte il cuore forte forte. Signora Persichetti, signor Persichetti. Che piacere conoscervi. Signora Persichetti, lo sa che lei è una donna fortunata? Trova? E perché? Ma perché ho un gran bel marito, anzi stupendo. Gentile. Ma anche lei non scherza, cara? Di un po', Terenzio. Ma non ti sembra la coppia ideale? Ah, veramente una coppia di sposi eccezionale. Eccezionale. Sì, quella dell'amore di gruppo in fondo è un'esperienza che a me piacerebbe fare. E a lei? Francamente anche a me, se i miei doveri di uomo pubblico non mi imponessero una vita spartana e moralmente addirittura francescana. Pure le mie giornate sono limpidissime, al contrario del mio temperamento che invece le vorrebbe turbolente e scavigliate. E se a me una volta mi piacesse di provare? No, quell'acqua, signora, l'acqua fa male, champagne. Che dolce preoccuparsi di cosa bevo. Lo sai, Geltrude, che non dovresti berla. È vero, il mio dottore mi dice sempre attenta all'acqua, Geltrude, se ci tieni alla linea. Ma io al fine pasto non so resistere. Un bel bicchierotto di acqua fresca è come guardare un bell'uomo, mi dà quasi un piacere sessuale. Geltrude. Simpatica, spiritosa. Geltrude, ti prego, non fare così. E tu, caro, che cosa ne dici dell'amore di gruppo? Sarei decisamente contrario. Posso servire, signora? No, Pepe, la frutta no, grazie. Anzi, andatevene pure a letto. Staccate il telefono e non disturbateci per nessun motivo. Bene, signora. Eccellenza, perché non andiamo accanto al camino? Ah, che bello, sì. Ciao Ciccetti! Com'è che stai? Cos'è? Non mi saluti nemmeno? Ce l'hai con me? Ma si può sapere cos'è che ti ho fatto che mi tratti così? Dai, fermati un momento. Ho bisogno di parlarti. Se devi dirmi che sei guarito mi fermo. Allora fermati perché è proprio di questo che voglio parlarti. Dai, fermati un momento, no, sii gentile. Guarda che io sto aspettando qualcuno. Ma solo un secondo, Ciccetti. E adesso che cosa fai? Dove cavolo vai? Facciamo un giretto e ti riporto subito No, indietro. voglio restare qui. Ma che fai? Ma te sei proprio tutta matta. Avanti, parla. Ciccetti, ho bisogno di te. Solo tu puoi farmi guarire. Sei strisciante come un lumachino quando implori, ma con me guarire è difficile se non ti piaccio più. No, lo sai che ti desidero sempre. Ah sì? Me l'hai dimostrato tante volte. Vuoi riprovarci? Un'altra grezza. Senti, sono stato da un psichiatra, scienziato. E che ti ha detto?
E mi ha detto che ho avuto un trauma da bambino, che se voglio guarire devo vederti fare l'amore. Con lo specchio l'abbiamo già fatto. No, con un altro. Non l'abbiamo mai fatto. Un altro specchio? No, con un altro uomo. Sporcaccione. Vuoi dire in 3? E magari in 7, in 9, in 10. Guarda, manco in 30 tu. Vaccaboia, mica mi incoraggi molto te, Uè, Claretta! Ciao, Walter! Che bella macchina! È d'epoca, ragazzi! Avrà almeno 60 anni. Io direi 70. Però è bello. Beh, se non si guasta col crescere. Ehi, ma dove l'hai trovato? È il benzinaro. Ah, e che cosa vuole? Vuole rimettersi con me, ma insieme a te, a letto. Zozzone. Ok, affare fatto. Passa domani un momento, porta un bel po' di pila, così vediamo che cosa si può fare. Vuol fare la mucchiata. Me l'immaginavo peggio, sai? In carrozza, ragazzi! Che ti porta, Claretta? Via! Ciao, amore! Ciao, ghiacciolo! È per la profonda somiglianza che lega gli arabi agli italiani, eminente sceicco, che io le dico... Arraffone. Sì? Arraffone al telefono. Passi subito! Carissimo, qual buon vento ti mena? Che debbo l'onore. Alle date e ai prezzi. Prendi la penna e scrivi quello che ti dico. Sì? Detta. Allora, il nuovo prezzo previsto scatterà tra 27 giorni. 600 la super, 500 la normale. Il gasolio invece sarà... Vai piano, Terenzio, vai piano, mica sono una stenografa io. 600 la super, 500 la normale, fra 27 giorni. Dico 27. Il gasolio invece? Il gasolio non subirà grossi aumenti, sì, vabbè, 200-300 lire al massimo. Però... Se vuoi un consiglio con tutto il greggio che va inguattando, raffina benzina e basta. Io ci sto, figurati, ma il tuo governo mi fa richieste per scuole, ospedali, pirlate di questo genere? E a te che ti frega? Di che non ce l'hai. E se insistono mi chiami, che ci sto a fare io qua? Vero. Il paese ha bisogno di austerità, non di comodità. Sante parole, Qui, Terenzio. a proposito di comodità, Sì, Terenzio. ma i camerieri ieri sera avranno mica capito qualcosa? Con quell'urlaccio che hai fatto che a momenti mi pigliavo un infarto. No, figurati, abitano dall'altra parte della casa. Uè, ma tu ti devi far vedere, sai? E qui alla povera Geltrude gli hai fatto pigliare uno spavento che gli è scatenato una sciolta. Ah, mi spiace, vedi, io sono in cura da parecchi mesi per questa faccenda. Ah, per la sciolta anche tu? No, che c'entra la sciolta, no. Sai, il mio neuro dice che un giorno o l'altro dovrà passare, speriamo bene. Vabbè, ma che cos'è? È un po' di esaurimento. Cercavi qualcosa? C'è un po' di lettere da firmare, Keofe. Guarda che a me questo complesso della lumaca mi sta stufando per davvero, hai capito? Mettiti bene in testa che una donna non può vivere di solo pane. Ha bisogno anche del salame, lo so. Facci pure lo spiritoso, che c'è tanto da ridere, bellino. Perfino la legge prevede che... Ok, il divorzio, sì, hai ragione. Però se tu potessi pazientare ancora un pochettino, mica tanto, sai, un po', vuoi? Sai, il mio neuro dice che... Che guarisci, sì. E io nel frattempo faccio la sposa in bianco. Beh, sai, per qualche cornetto te lo posso anche concedere. Però voglio sapere con chi. Buongiorno. Voi là, cos'è che ci fa lei qua? Sono l'idraulico. La signora mi ha chiamato per un guasto al bidet. Il tubo è sempre rotto. Purtroppo. Walter ci ha messo il motore di un camioncino. È meno silenziosa ma più economica. E poi non consuma benzina. Ti dispiace, benzinaro? Frega niente, per me va bene tutto, vendo anche nafta io. E la pila, l'hai portata? Ah, sì. Vedere. Ecco, Quanto è? un testollo e mezzo. Capitalista di merda. Ma perché incazzato? Volevo di più. No, non è attaccato ai soldi. Meno male. Tieni, fuma. No, Ma dai, grazie. fuma. Ma no, così la sprechi. Guarda, metti il pugnetto davanti e poi espiri fra naso e gola. Che fra naso e bello, gola. così, tieni. Capito tutto. Vedere? Aspetta, E stringi quella mano. Coraggio. Fermi! Su, coraggio. Devo grada ma so, devo grada
Scherzi da prete. Ma vada via i ciappi. Ferma per favore. Che va a Roma? Sì, grazie. Noi no. Deficiente, mentecato tecnico. Cos'è che c'è da ridere? Compromesso storico. Guarda lì, mezzi rossi, mezzi... Mutanda, signore! Chiamate Mutanda! No, io! Con questa stupida storia mi ha definitivamente rovinato tutto il lavoro fatto finora. Che colpa ho io se... Senta, lei ha sempre scelto le persone sbagliate, il momento sbagliato, il posto sbagliato, il disastro totale. Mi ascolti, la terapia del Cranzot prevede una partecipazione intelligente del soggetto. Evidentemente da lei è troppo pretendere. Dottore, adesso lei mi offende, sono mica un pistolo come lei crede, sa. Mi ascolti, mio caro Persicchetti. Lo so che lei non è fesso, però appartiene a quella categoria di furbi italiani tanto difficile da curare, per conseguenza difficilissima da guarire, mi segue? Sì, sono tutto orecchi, ma... Mi lasci finire, la prego, e mi segua attentamente. In lei coabitano un io frustrato e un io ribelle nati dalla scissione del suo io primitivo al momento del famoso trauma infantile che ha la sua personalità. Dico, mi segue? Come? Come non la seguo? E poi dopo l'io frustrato, soffocato, spento ha continuato a lavorare sotto la cenere devastando l'io ribelle nato sotto il segno del proibito, proprio come la sensualità proibita di suo cugino. Mi dica, mio caro, mi viene dietro, mi segue? Non la perdo d'occhio, dottore. Bene. Dunque per tutta la vita lei ha perseguito i sogni di grandezza dell'io forte ma proibito, nonostante la lotta latente dell'io ribelle ma soffocato. Capito tutto, dottore, capito tutto. Fin dall'inizio. Ha visto qualcosa? No? No. Bene. A questo punto, secondo lei, che cosa dovrei fare? Allora, per cominciare, lei dovrebbe essere più accessibile, dimenticare il suo successo, tornare un uomo senza importanza, umiliare il suo io forte e proibito. E poi, mi scusi, ho notato che ogni volta che si siede qua, lei guarda con insistenza la biblioteca. C'è qualcosa che la interessa? No. Senta, non faccia complimenti, Se c'è qualcosa che le interessa, vada pure a vedere. No, non... Senza complimenti, Se le interessa, perché non soddisfa la sua curiosità? Coraggio. Se proprio insiste... No, perché c'è una cosa qua che proprio... Le cose che si vuole conoscere bisogna chiederle subito. L'importante è non mentire mai né a se stessi né agli altri. È così che nascono le allucinazioni. Lei non mi ha mai mentito, è vero? Mai. No? No, mai, guardi. Apra la biblioteca. Avanti, coraggio, apra quello sportello. Ci saranno i soliti libri. Cosa vuole che ci sia in una biblioteca? Ah, dimenticavo. Questa qui è la mia assistente e nello stesso tempo... Pazzoni! Scusi, ho sbagliato. Bene. Tornando a lei, la situazione. Ripetere il suo trauma infantile tutto intero, ricostruendolo nei più piccoli dettagli, infestamento compreso! E invece sì. E per tutti questi reati che sono costretto purtroppo a denunciarla, ai termini degli articoli 318, 501, 640 e 483 e 484 del Codice Penale, per corruzione 318, aggiotaggio 501, falso in atto pubblico 483, truffa aggravata 640. E inoltre a metterle sotto sequestro le scorte di greggio, di benzina normale e di super. No! La super, no. La super sì. Ci vogliono le prove. Ci sono tutte abbastanza schiaccianti. Firmi che le conviene. E se io non firmo? Sono costretto a farla arrestare. Allora firmo. Però ho diritto a un avvocato. Anche a un medico. Per le prove raccolte avremo bisogno purtroppo anche di una perizia psichiatrica. Ora il capitano Verdone metterà i sigilli agli uffici d'amministrazione. Dottore, sono le 8. Buongiorno, amore. Rodolfo, ma non mi rispondi? A che cosa stavi buongiorno. pensando? Avanti, dimmelo. L'andamento del greggio. Ma perché pensi sempre a una cosa? Bisogna tenerlo d'occhio. Chi? Il greggio. Con sta crisi. Finalmente in prima pagina. Sì, cosa? Vacca boia. Dio, che schifo. Moglie di un truffatore. Tutti i particolari in sesta pagina. Porco
Roccomondo. Bravo, bravissimo. Il genio della finanza. Il più grosso petroliere del mondo. Pronto? Pronto? Pronto, prontissimo. Eccellenza carissima. Li ha letti i giornali? Sì. Ma cosa è andato a raccontare in giro? No, eccellenza, lei non Ma pensa che c'entro io in tutta questa storia? Ma eccellenza, non... Se lei ha voluto fare spontaneamente un versamento al partito, nessuno l'ha autorizzato a mettere in giro certe voci. Ma eccellenza, No. appunto... No, guardi, io rispondo dell'operato del mio partito assumendomi tutte le responsabilità di fronte alla giustizia. Ma lei la manda in galera, quanto è vero Dio? No, lei non sa cosa le combino. Ma eccellenza! Eccellenza, un... Si è proprio arrabbiato. Senti, Rodolfo, io di questa storia del petrolio posso anche strafregarmene. Tanto tu i soldi onestamente non li hai mai fatti. Beh, adesso non esageriamo. Però c'è una cosa su cui non posso più passarci sopra, e tu sai benissimo qual è. Anche se fai finta di scordartene. A quella ci tengo. Mi hai chiesto di aspettare e ho aspettato. Vero? Mi hai chiesto di aiutarti e ti ho aiutato, come hai voluto tu e il tuo dottore. Vero anche questo. Ecco. Adesso però devi deciderti. È una parola. Te l'ho già detto che cosa dice mia madre? Ah, quella stronza là. Già. Un matrimonio senza letto è un matrimonio per dispetto. E tu di dispetti a letto me ne fatti anche troppi. A me mi ci vuole un uomo vero. L'idraulico, signore? Ah, entra, Claudio. Buongiorno. Quella. Cos'è che ci fa questo qui ancora per casa? Sempre per lo stesso tubo? Sì, viene per il solito tubo che ancora non funziona. Quella. Vista la grave situazione in cui la nostra società è venuta a trovarsi di fronte all'opinione pubblica, per il disinvolto modo di agire del nostro Presidente che ha preso le sue avventate decisioni speculative senza la benché minima precauzione, considerando i troppi irreparabili errori da lui commessi, io credo di interpretare il pensiero di tutti chiedendone le dimissioni. È chiaro che pur dimissionario il dottor Persichetti dovrà operare in modo da risolvere i problemi da lui stesso creati. E che non sono pochi. Problemi di ordine penale, fiscale, civile. E soprattutto amministrativo. Esatto, amministrativo. Perché è fuori di dubbio che nessuno di noi, tranne il colpevole di questa situazione, deve rimetterci denaro di tasca propria. Io non tiro fuori una lira, il guai della società deve risolverli da solo. Ma non è giusto. Cosa non è giusto, dottoressa Bonetti? Quest'uomo vi ha fatto guadagnare nel giro di pochissime settimane. Soltanto con il vostro 10%, 64 miliardi per ciascuno. In che modo, però? Nel modo che voi conoscevate e che avete accettato. Onesto o disonesto non importa, gli affari sono affari. E voi ne avete ampiamente tratto quei profitti dei quali così presto vi siete tutti dimenticati. Costui ha sul capo 4 imputazioni per reati gravi, tra i quali corruzione e truffa. Non può rimanere presidente in una società come la nostra. Siamo tutti travolti da una marea di impopolarità. Si rende conto che i nostri nomi sono su tutti i giornali? È scandaloso, veramente vergognoso che la PIP sia stata così trascinata nel fango. Dalle mille irresponsabilità che non temo affatto definire criminali. Le dimissioni e basta, è questo che noi vogliamo. La prego, si opponga. Presidente, dica qualcosa, lei ha la maggioranza, non si lasci umiliare così, si difenda. Presidente, mostri su personalità, su fuerza, su potenza. ¡Levántese todos! ¡Todos! ¡Venga, tío, te strappo la recha! ¡También las manos! ¡Las manos! Administradores de mierda, pederostones, hijos de putas! Hola, pasionaria. ¿Qué va? Mátalos. ¿Todos? Todos. ¿Como el tiro al pichón? Como el tiro al pichón. ¿Cómo te gusta, pues? Fuera, maldita! No, Presidente! Lasciala matare! È una traditora, lasciala matare! Presidente, la prego, dica qualcosa, per piacere, si discolpi. Dica le sue ragioni, lei è il maggior azionista. Ma che fa? Non si difende, la prego. Presidente, li metta in minoranza, non si lasci umiliare così. Dottoressa Bonetti, i signori hanno ragione. In tutta questa faccenda dell'accaparramento del petrolio ho dimostrato poca onestà e molta presunzione. Presunzione di essere qualcuno che invece non sono. Firmerò le dimissioni chiedendo scuse ai signori soci per il mio cattivo operato, pronto a pagare di persona, anche economicamente, per ciascuno di loro. La seduta è tolta. Va già via, Presidente. Sì, vada via il cul!
aveva detto che andava a Milano dalla sorella. Hai capito che ti fa la porca? Ecco dove stavo andando, a Milano dalla sorella. Ti ho preso dalla strada, vigliacca, anzi dalla caca, ti ho tirato su. Sta tranquilla che nella caca ti ci ricaccio, te e il tuo stagnaro, che la caca poi tra l'altro ci è abituato, vero? Brava, signora Persichetti, onorata e riverita moglie del Persichetti Rodolfo, ex presidente e neocornuto. Ma che fa lei qua? Scenda subito! Quella. Scenda subito, le ho detto! Lì, Scenda! mi fai male. Al ladro! Ma- Al ladro! Befana, vai a lei! Venga giù! Venga giù perché grido! Ma lo so. Al ladro! Ma che ladro? Al ladro! Befanata! Cazzo Ma maledetto! che la Vieni fai? giù! Mi Vieni fai giù! cifrare? Vieni giù! Le mie ballette. Amore. Presidente, come sta? Salvo, mia cara, salvo, Ma è rimasto menomato. No, la lancia ha leso la pelle penetrando nella zona infratesticolare, sfiorando le I miei gonadi che sono coglioni. state perforate. Sono stato coscietto perciò a unificare la canalizzazione testicolare lacerata operando un'inversione totale del condotto prostatico Le e delle mie vie seminali. ballette. Un intervento completamente nuovo in chirurgia. Un intervento direi che I miei certamente coglioni. porterà a una qualche modificazione nell'attività sessuale del soggetto e anche Le mie psicofisica. ballette. C'è da aspettarsi forse anche qualche modificazione del suo atteggiamento caratteriale. Comunque, io mi auguro di averle reso suo marito valido e potente come prima. Ma come prima di entrare in clinica o come 6 mesi fa? Non ci vedo la differenza. Io invece sì, professore, un'enorme differenza. Ciccia, dov'è che sei, Ciccia? Vieni qua che ti faccio vedere io chi è il Persichetti Rodolfo. Vieni qua. Basta! Proprio! È un vero scandalo, sì! Al solito posto! Certo! Via, non guardate! Vi prego! Non guardate! Ispettrice Giovannelli. Sì, che c'è? Si trova nella zona dell'Eur, vero? Sì, mi trovo all'Eur. Mi dispiace chiederlo a lei, ma è la più vicina. Dovrebbe fare un salto in via dell'Oceano Atlantico 249, è una villa. Va bene, ma cosa c'è, una rapina? Non precisamente, Lasci ispettrice, perdere, direi piuttosto- ispettrice. Ma cosa fa? E sappiamo tutto. Aspettatemi! Dio mio, che succede? Ce lo chiedo a lei che succede. Venga, non ci resta che provare dallo studio, ispettrice. Mi ha destato poco fa in camera via. Uno spavento, sa? Ah, perdinci, è chiusa anche questa. Aprite! È chiusa dal di dentro, a chiave. C'è modo di passare da un'altra parte? No, sì, con la scala del giardiniere. Andiamo. Bernardio, dov'è la scala? Sta lì che la vedi? Prendila per favore. Senti, su, tutti quanti. Muoversi! Dove la mettiamo? L'appoggi pure qui, così. Piano, fate piano che questa pesa, Buoni, ecco.
Mi lasci salire, panzanella. È meglio che vada io, ispettrice. So fare da sola, grazie. Tutta via, così sono presa un buon posto di balconata per godermi lo spettacolo. L'arresto subito o si recompone? Si recomponga, ho detto. Forse. Non ha capito? Ma sei bella, Che fa? Sono un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue Te lo do io l'esercizio! Ci vado io? No. Ti mettiamo tutta lei, lasciatemi, che vi sistemo anche a voi, Qua ce l'hai per tutte, faccio vedere io che il persichetti Rodolfo! Mettiamogli le manette, pugnette, non le manette! Dai, che basta! Cairoli, manzanella, prendetelo! Rodolfo, dove vai? Fermati! Ferma! Torna Ti sei fatto male? Dov'è che scappate, belle bambinette? Lo sapete che siete un bel mucchietto, Ci risiamo. Meglio, molto meglio. Non mi pare proprio. E che cosa pretende? È passato appena un mese dal nuovo intervento. Bisogna aspettare ancora qualche giorno di convalescenza e poi tornerà come prima, se Dio ci aiuta. Ne è sicuro? Certissimo. Ma come prima quando? Prima. Certo. Sicurissimo. Abbia fiducia nella scienza. Abbia fiducia. Da questa parte, prego. Smettila con quell'uncinetto, Rodolfo, ti prego. Mi stai facendo diventare isterica, sempre con quell'affare in mano. Uffa, questa casaccia non si liberi neanche un pochino. Ma Rodolfo, in un mese hai fatto 2 copriletto, 7 golfini, 8 sciarpe, 34 pedalini. Il professore insiste che tutto torna a posto. Io invece sai cosa ti dico? Ciao Claudio, finalmente. Ma che ci fa questo qui di nuovo per casa? Mi ha chiamato il signore, vengo per il solito tubo che si è rotto. Ah, per il solito tubo che si è rotto. E stavolta naturalmente lo chiami tu. Appunto. E il signore dice che glielo devo sostituire. Il tubo. Il tubo. Anzi, sai cosa ti dico? Che mentre lui sistema il tubo, io me lo faccio. L'uncinetto. Interessami.